Vuoi farsi un scritto e lei... Pronto. Allora, buongiorno, siamo qui con Ivano Tomè, che è stato per quasi 30 anni il vigile urbano del comune. E la sua presenza oggi è giustificata dal fatto che durante gli anni in cui ha prestato la sua opera c'era in paese la signora Anna Mazza, che era stata mandata qui al confino e non era una presenza gradita in paese. In paese c'è stata una piccola rivoluzione che è durata un paio di settimane, incruenta ovviamente, non si è mai fatto male nessuno, però decisa al fine di allontanare questo individuo che era poco chiara, la sua posizione era poco chiara e lei stessa voleva tornarsene a casa, non si sentiva a suo agio anche perché il paese la osteggiava. E con questa operazione, dopo aver allontanato la Mazza, è stata cambiata la legge sui confino, e quindi diciamo che Codogné è stato un punto di riferimento anche a livello nazionale per questo cambiamento di una legge che di fatto esportava mafiosi nel nord-est. È cronaca di questi giorni anche della mafia che si è inserita purtroppo anche nelle nostre città. Bene, signor Ivano, allora ci racconti con le sue parole come i giorni, come si ricorda quelle giornate, cosa è successo, cosa si ricorda. Buongiorno a tutti, mi fa piacere di ricevere questa intervista e riportarmi e ricollegarmi alla storia passata del comune di Codogné. Quel periodo fu un periodo abbastanza difficile per quanto riguarda l'amministrazione comunale, perché improvvisamente nella piena notte di tanti anni fa, quindi risaliamo agli anni 90, il sindaco ricevette una telefonata dove veniva avvisato che questa signora sarebbe stata trasferita qui a Codogné. L'amministrazione fu un attimo presa proprio di contrapiede, perché non sapeva innanzitutto chi era questo personaggio, dove poter collocare questo personaggio, e quindi ci furono diverse riunioni in quel periodo, in quei giorni molto travagliati, finché poi riuscirono a collocare questa signora che veniva da Fragola in soggiorno obbligato, perché allora vigeva questa normativa. Codogné era considerato un paesino sperduto al nord, dove poter mandare questi personaggi della camorra a espiare la pena, la pena. E quindi fu portata qui a Codogné, fu portata a Codogné, come ripeto, e alloggiata qui in un locale provvisorio a Codogné. E nel frattempo, dopo alcuni giorni, si sparse la voce che a Codogné, alloggiava questa persona, questa Anna Mazza di Afragola. E la voce si sparse tra i cittadini, iniziarono a preoccuparsi perché il personaggio era un personaggio di spicco, era un personaggio di spicco e non preparati a ricevere questo personaggio. Soprattutto io, che ero all'interno dell'amministrazione comunale, che rivestivo questa figura, dovevo fare anche da coordinamento con le altre, con i cittadini e con l'amministrazione e con le forze di polizia. In Battibaleno si sparse questa voce e qua vennero parecchi giornalisti da tutte le testate nazionali. Ricordo che
il giorno dopo, un paio di giorni dopo, si sedettero qua al bar qua di fronte del municipio i giornalisti, dove intervistarono persona di questa persona. E qualche domenica dopo, invece, fu proprio la domenica più, più tumultuosa, diciamo, usiamo questo termine, perché fu proprio tumultuosa, perché i cittadini, si sparse la voce e in quel momento nasceva un nuovo movimento in Italia, che era il movimento della Lega Nord di Bossi. E ricordo che venne Bossi qua a Codogné, l'onorevole Bossi, per protestare contro questo ingiusto confine della Anna Mazza. E una domenica mattina si riunì una folla oceanica. Difatti si vedeva polizia in borghese, cioè una polizia era in borghese sparsa ovunque nel territorio di Codogné, per poter acconsentire a questo svolgimento di questa manifestazione contro questo soggiorno obbligato di questo personaggio. Bossi, mi ricordo, parlò al palco vicino a Piazza Europa, dove tenne uno di discorsi abbastanza duri contro questi camorristi, contro la camorra. E dopodiché una riunione iniziale, sì, questa manifestazione era iniziata verso le 9, ricordo, e terminò verso le 2 del pomeriggio. Codogné era invasa di manifestanti con qualsiasi bandiera, che protestavano presso questo ingiusto confine. Allora il sindaco di Codogné era il compianto Mario Gardenal, e che si adoperò appunto anche per favorire un cambio di mentalità all'interno del paese, per poter trovare qualche soluzione anche a livello politico. Favorito, aiutato anche dalla Lega Nord, di quel movimento politico che si opponeva, riuscì attraverso l'onorevole, a quel periodo, se non ricordo proprio, credo, se non ricordo male, fu aiutato anche dall'onorevole Cancian, che a quel periodo era deputato con la Democrazia Cristiana, a far modificare la legge sul confine, perché allora i personaggi che erano colpiti da questi provvedimenti di mafia dovevano andarsene al confine. Il confine generalmente era un paesino del nord, e Codogné, i suoi politici allora, la Lega Nord, fu promotore di questa iniziativa a livello parlamentare, che poi sfociò nei mesi di luglio-agosto, credo, in una legge in cui il confine si doveva scontare presso la propria regione di provenienza. La vita di questo personaggio fu abbastanza vissuta con un certo apprensione dai cittadini di Codogné, perché dopo ricordo che dal locale provvisorio dove avevamo trovato in un primo momento alloggio, il comune doveva trovargli un altro alloggio, perché lì era impossibile stare, perché ogni sera c'erano delle manifestazioni di protesta verso questa persona. E puntualmente la signora poi nei pomeriggi riuniva la stampa e teneva una conferenza stampa come al solito. Quasi tutti i giorni questa storia andò avanti per diversi mesi, e la storia andò avanti per diversi mesi, come ripeto, e finalmente l'amministrazione comunale riuscì a trovare un altro alloggio
per la signora in quel di Cimavilla, dove fu alloggiata provvisoriamente anche in questa abitazione, ma anche in questa abitazione quasi tutte le sere si tenevano delle manifestazioni contro questo soggiorno obbligato di questa persona. E la cosa andò avanti per diversi giorni. Le proteste della cittadinanza si facevano sempre più sentire, tant'è vero che durante un consiglio comunale ricordo che il sindaco compianto Garnello fu costretto a non uscire dalla porta principale alla sera, ma dalla porta secondaria, perché c'erano un sacco di manifestanti che protestavano questo soggiorno obbligato. E queste grosse pressioni si facevano di giorno in giorno più forti, anche perché la stampa, tutti i giornali locali ne parlavano anche per TV, e finché un giorno erano già un 4-5 mesi che era qui alloggiata, la Anna Mazza fu quel giorno che mise in moto praticamente tutto il paese. Io ricordo che ero al di sopra, ero nel municipio, e la signora mi chiese che aveva bisogno di andare in bagno. In quel momento allora gli indicai dove il bagno si trovava, e la signora, da quel momento che andò in bagno, si chiuse dentro e si mise ad urlare in modo frenetico, dicendosi che si sarebbe in modo frenetico, e quindi, non sapendo come reagire, intanto avvisai il comando di carabinieri di Codogné, della stazione di carabinieri di Codogné, per sapere come si doveva agire in quel particolare frangente. Nel frattempo arrivarono i carabinieri di Codogné, e poi i quali si misero in moto chiamando il comandante della stazione dei carabinieri di Conegliano, che arrivò il comandante della stazione dei carabinieri di Conegliano, e nel frattempo la signora urlava che minacciava di togliersi la vita se non l'avremmo portata, non so, voleva parlare con qualcuno, con un magistrato, con qualche persona di riferimento, di spicco importante. Dopodiché questa situazione andava avanti da un bel periodo, quindi furono chiamati ad intervenire anche i vigili del fuoco, che arrivarono con una scala mobile, si postarono nel di dietro del municipio e si innalzarono fino su al terzo piano, dove era asserragliata dentro in questo bagno la signora. Dopo la signora voleva, ad un certo punto chiedeva anche di un medico, e quindi mi ricordo che telefonai al dottor Spilimbergo, che era allora il primario di Conegliano, del servizio psichiatria di Conegliano, e quindi arrivò anche lui per poter colloquiare con questa persona, per vedere se insomma usciva dal bagno, insomma. E quindi nel frattempo qui erano arrivati tutti i consiglieri comunali, era arrivata un sacco di gente attorno al municipio, e quindi erano momenti concitanti, perché non sapevano come operare in questo frangente. E a un certo punto la signora chiedeva che voleva parlare con un giudice, e ricordo che chiamai la procura e intervenne il pubblico ministero. Dunque a memoria doveva essere intervenuto il dottor Donà, se non mi ricordo male.
se non ricordo, intervenne questo pubblico ministero, il quale fece in prima cosa, fece un colloquio con il sindaco fu scortato anche lui per arrivare qua in municipio, ricordo, e dopo che arrivò il pubblico ministero, e la quale iniziarono un lungo colloquio con la signora decise di abbandonare questa protesta, questa protesta che andava avanti dall'1 del pomeriggio e ormai eravamo verso le 6-7 di sera, e fu una lunga protesta, un intervento dei consiglieri comunali di allora, della popolazione che non sapeva cosa succedeva, che vedeva queste scale mobili di vigili del fuoco appostarsi dietro il municipio. E dopodiché questa signora decise di abbandonare, dopo il colloquio col pubblico ministero, e del sindaco, allora il compianto Gardenal, di lasciare perdere, di uscire dal bagno e quindi di ritornarsene alla propria abitazione. Però nel frattempo dobbiamo anche ricordare cosa succedeva in questi mesi. Questa signora scese dal municipio e però non voleva più tornare, come dicevo, al posto dove viveva prima, e quindi trovammo questa nuova abitazione a Cimavilla. Nel frattempo i cittadini, soprattutto ricordo un certo deputato della Lega Nord, Fabio Padovan, ecco, aveva inscenato una protesta qua di fronte alla Mutera, di fronte a Villa Toderini, installando una tenda e facendo il sciopero della fame. Ricordo che ogni tanto veniva il sindaco di Santa Lucia, Sumski adesso, ecco, a visitarlo per vedere come stava questa persona. E lì ricordo che i militanti della Lega Nord, come simbolo della protesta, piantarono un albero che fu denominato l'albero della libertà, che è ancora tutt'oggi collocato collocato là nell'area della Mutera, che sarebbe bene dargli più risalto a questo albero, perché per Codogno significa un periodo storico di liberazione, di liberazione da parte di un certo personaggio, di un certo modo di cultura, esattamente, perché furono diverse le sommosse, le proteste dei cittadini, che non c'era giorno che nei giornali non parlassero di Codognè per mesi e mesi. Come si concluse poi la vicenda? Lei se ne andò e dove andò? Si sa come finì? No, la vicenda si concluse che la signora fu trasferita a Cimavilla, dopo un periodo andò nel vecchio e pranzava, mi ricordo, nel vecchio ristorante da Checchino. Si trovò una soluzione, perché tutte le spese erano anche a carico dell'amministrazione, e lì fu una lunga discussione tra la prefettura e la nostra amministrazione comunale, che a quanto pare poi le spese, non ricordo bene se furono tutte a carico del comune oppure la prefettura le assorbì, ma fu una lunga discussione perché la normativa non era chiara. E dopo l'approvazione di quella norma, che approvarono nei mesi di luglio e agosto al Parlamento, adesso non ricordo il mese esattamente, la signora tutti i giorni veniva giù al comune di Codogné, quindi si fermava al municipio e poi convocava i giornalisti, e quindi tutti i cittadini. Non erano giorni, come ripeto, che la stampa locale ne parlasse, però dopodiché approvarono questa legge sul confine e improvvisamente l'Anna Mazza se ne andò dal comune di Codogné, ma furono lunghi 6 mesi, ripeto la parola, lunghi 6 mesi, che pesarono, che segnarono
questo travagliato periodo. E come ripeto, un segno indelebile che è rimasto nella comunità è questo albero della libertà che è piantato lì alla Muttera. Benissimo. Ecco. Grazie per la sua testimonianza, signor Ivano, e grazie.